Polemica finita per il sito turistico della Regione Veneto. Come annunciato qualche settimana fa dall'assessore Finozzi, il portale ha cambiato dominio. Da Veneto.to, che come tanti ricorderanno sta per le isole Tonga, che fu scelto nel 2005 sollevando un vespaio dall'allora vicegovernatore Zaia, un po' perché costretto, un po' come forma di protesta contro la burocrazia, a Veneto EU. Era un passaggio dovuto perché con l'evoluzione dei sistemi informatici che sono sempre più importanti per rendere note quelle che sono le bellezze e le caratteristiche della nostra regione, abbiamo deciso appunto di utilizzare questo dominio che è il veneto.eu. I dati diffusi alcune settimane fa dal Corriere del Veneto avevano mostrato un trend desolante per quanto riguarda gli accessi a quello che era stato presentato come il principale biglietto da visita per scoprire il Veneto, soprattutto rispetto a regioni come il Trentino o il Friuli Venezia Giulia. Col nuovo portale solo promozionale e non commerciale ci si attendono risultati differenti, dice Finozzi, visti i numerosi cambiamenti apportati, compresa la possibilità di registrare gli afflussi turistici. Dobbiamo dare all'imprenditore turistico gli stessi strumenti che ha un imprenditore nei altri settori. Ogni imprenditore, ogni impresa che si rispetti ogni giorno guarda come va il mercato del proprio prodotto e questa raccolta di dati delle presenze permetterà all'operatore di capire se stanno arrivando i tedeschi, stanno arrivando gli austriaci, stanno arrivando i russi. In base a quello che arriva o non arriva rispetto alle previsioni si possono fare azioni di promozione mirata.